Eccoci, ci siamo, bentornati all'appuntamento con iReporter per te. Questa sera abbiamo una scaletta ricca, insomma, di contenuti e anche di contributi, perché siamo andati oggi a intervistare quella a Padova le persone, una scaletta che tocca alla fin fine la sanità, perché parliamo nella prima parte di ambulatori privati, stop ai finanziamenti. Ad aprile finiranno questi soldi, il budget finisce e successivamente parleremo di giovani ed alcol. Con chi ne parliamo però delle problematiche della sanità e degli ambulatori? Con la dottoressa Lia Ravagnin, presidente di ANISAP Veneto. Sorridiamo solo un istante e dopodiché diventiamo seri. 049 80 677 57. Eravamo qui che ci confrontavamo e ho detto, caspita, ANISAP è una sigla tra le più lunghe che io abbia mai trovato. Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private. Non c'era altro, dottoressa? No, grazie e benvenuta. Buonasera, se me l'avesse chiesto non l'avrei assolutamente saputo. Mamma mia, lunghissimo. Comunque io taglio brevemente e dico che è l'Associazione Nazionale dell'Ambulatorietà Privata. Ok, di che cosa vi occupate per far capire? Noi ci occupiamo, noi stiamo e ospitiamo i nostri pazienti in quelle strutture che sono note a tutti, che sono i laboratori di analisi, le radiologie, le fisioterapie e gli studi medici. Certo. Cioè tutto quelle che chiamiamo riguarda... anche le convenzionate, giusto? Esattamente, esatto. Che ora si chiamano accreditate. Accreditate, perché noi in Italia siamo specializzati nel fare la stessa cosa sempre, Certamente. ma cambiare semplicemente sì, il così nome. ci sentiamo diversi. Esatto, siamo più chic. Allora, noi abbiamo questa tematica e il titolo è, quindi ormai ben chiaro, ambulatori privati, stop finanziamenti. Che cosa sta accadendo? Lei al telefono oggi, prima dell'invito, mi ha spiegato che c'è una situazione molto particolare, una situazione che logicamente va a toccare, uno, in primis il cittadino Certamente. e secondo, naturalmente, i soldi, un connubio sempre italico. Da che anno si parte quindi? Con una promessa nel 2011 da parte della Regione? Guardi, le cose sono cambiate nel 2012. 2012. Nel senso che nel 2012 la Regione ha, cercando di essere comprensibile, ha tagliato i fondi per la sanità ambulatoriale. Ecco dove è il mio errore. Nel 2011 c'era una cifra stanziata. Esattamente. Nel 2012 ecco il famoso taglio. Tutt'altra. Certo. Un'altra cifra per il 2013 e un'altra ancora per il 2014. Allora, ci addentriamo soltanto qualche breve istante per farvi capire di che cifre stiamo parlando. Nel 2011 il finanziamento appunto a queste convenzionate, a questi ambulatori privati era di 169 milioni di euro, giusto? Improvvisamente la forbice si abbatte proprio su di loro e diventa lo stanziamento di 140 milioni, mi corregga? Sì, 139. 139, ho arrotondato, sì, all'italiano 140. ho arrotondato. Dopodiché, insomma, voi vi siete... insomma, avete protestato contro la Regione perché c'erano dei tagli troppo importanti per quanto concerne, insomma, il cittadino, perché voi, ricordiamo anche che elargite le varie, insomma, prestazioni, quindi anticipate e poi chiedete il rimborso. Sì. Come funziona? È così. So che voi avete alla fin fine elargito per un tot di tempo quindi queste famose prestazioni e si parlava appunto di questo ammanco di 5 milioni, quindi in meno di prestazioni al cittadino con questi tagli, giusto? Certo, assolutamente. Questa cosa non ci piace, anche perché sappiamo che voi siete un po' il faro per quanto riguarda le lungaggini, purtroppo devo dire così, le lungaggini del pubblico. Io sono anche andato a investigare un pochino raccogliendo delle informazioni, quindi delle testimonianze fuori da uno di questi centri, uno tra i più famosi qui nel Padovano, sto parlando di Data Medica, e sentiamo subito al volo, poi ci addentriamo. Ok, sentiamo la testimonianza del signor Antonio. Signor Antonio, come mai preferisce la convenzionata rispetto al pubblico? Io mi trovo meglio qui perché se vado in ospedale praticamente ci vuole mesi. Qui vengo qui, prenoto e il giorno dopo mi seguono subito. Quindi quello che non le piace del pubblico sono le lungaggini per le varie prenotazioni. Perfetto. Praticamente in ospedale vai lì, fai la coda, ti servono, sono oltretutto anche maleducati.
lei ha richiesto un esame, che tempo le avevano dato d'attesa? Mi avevano dato circa 20 giorni, 25. Allora, secondo me gli è andata anche bene, perché gli avevano detto 20-25 Sì, dipende che giorni, cosa ha infatti io chiesto, quando sì. ho raccolto la sua testimonianza dentro di me ho detto, beh, comunque Sciuro Antonio è andata anche abbastanza Sì, bene. sì, dipende Ci che cosa sono, ha chiesto, esatto, ovviamente. persone che attendono molto di più. Mesi. Esatto, Anche mesi, sì, esatto. anche mesi. Diteci la vostra, è 049 80 777 57. Proseguiamo. Vi siete arrabbiati? Ve la siete presa con la regione, avete protestato giustamente. Nel 2013 la regione promette un extra bonus. Ok, ci siamo resi conto di aver sbagliato, che insomma i conti non tornano, le persone hanno bisogno delle vostre prestazioni, quindi ci mettiamo 23 milioni di euro, giusto? Poi all'improvviso non ve li danno più. Sì, l'hanno messo sulla carta, l'hanno scritto sulla carta. Allora, c'è da dire che il taglio che era stato operato nel 2012 era un taglio che non rispondeva a nessuna logica di programmazione sanitaria, perché negli ultimi anni abbiamo visto che c'è stato un taglio dei posti letto. Sì, lo ricordiamo. Vengono ridimensionati, Sì. molte prestazioni che prima erano erogate in degenza, ora, perché sono anche più appropriate, vengono erogate in ambulatoriale. Allora, quello che non si capisce è se tagli i posti letto e tagli anche il territorio e l'ambulatoriale, la risposta è chi la dà. Cioè o fai una cosa o fai un'altra. Quindi, quindi si ritorna a intasare ciò che è il pubblico. Beh, quello che sta succedendo da noi è che più che intasare il pubblico, che non si può perché più di tanta risposta non ti può dare, il cittadino purtroppo, se non vuole aspettare dei tempi che non sono assolutamente compatibili con le patologie, Certo. paga. Certo, e poi Paga finisce di magari come tasca si faceva propria. ai miei tempi, si va a Ginevra, Sì, ma andiamo in comunque- Svizzera, no, chi se comunque lo può permettere? Paga di tasca propria. Esatto. Oppure vai una volta poteva anche andare in altre USL dove c'era più disponibilità. Ora invece in questo Veneto inserito così bene in Europa dove c'è la libera circolazione, il cittadino, questo non lo sa il cittadino, non è libero di circolare da un'USL all'altra. Perché? Perché se vai in un'altra USL, perché sa che c'è un reparto buono, una chirurgia buona, insomma magari migliore della sua nella sua USL, va in lista d'attesa. Prima in quella USL sono serviti i cittadini della USL, se c'è posto i cittadini di altre USL. Caspita, eppure Questo ci hanno da 2 dato una anni. famosa carta sanitaria che è quella europea, Infatti. che è giusto? Infatti. Anche super tecnologica. Dovrebbe per alcuni esserci la aspetti. libera circolazione. E quindi non è assolutamente così. Ripeto, No. 049 80 777 57. Sono rimasto male, ammetto, perché io sono fatto così, sono pane al pane. Sono rimasto male un po' dal commento del signor Antonio, che logicamente è un libero cittadino ed esprime la sua esperienza. Ho visto che anche lei ha fatto il cenno, voi non l'avete visto, la dottoressa, quando diceva che nel pubblico ti trattano anche male. Io, per l'esperienza mia personale, ho sempre detto va a fortuna ovunque tu vada, perché puoi trovare allo sportello l'acida o l'acido della situazione, perché sono sempre persone, magari la nottata, la serata o la mattinata storta, e questo vale per il pubblico, vale anche per il privato. Lei cosa pensa? Sì, guardi, certamente dipende dalle persone. Esatto, e l'educazione soggettiva. Ecco, certamente ormai anche negli ospedali pubblici e nelle strutture pubbliche ci sono delle persone, a parte assolutamente preparate, ma squisite e Esatto, gentili. io voglio certificare questa cosa. Io ho la mia esperienza allo IOV e sono degli angeli. Assolutamente, questo dipende anche dalla sensibilità delle persone, Esatto. ma anche dalla sensibilità di chi li dirige. Esatto. Anche. Però c'è da dire che molte persone abituate alla struttura pubblica non si sentono al servizio del cittadino, mentre invece dovrebbero ricordare Cioè del che tipo, tutti noi provo, non siamo al voglio servizio. insinuare nulla, io ho il posto tranquillo, come opero, alla fine comunque sono tranquillo, non è così però. No, credo che ci sia quella mentalità per cui quando il cittadino si rivolge ad un pubblico servizio è come se chiedesse qualcosa e non in un qualche modo vantarsi un diritto che in realtà lui ha. E certo. quindi anziché sentirsi appunto
al servizio, ma non solo al servizio, noi dovremmo ricordarci di che cosa vuol dire la parola ospedale anche, che è ospitare. Cioè, ha fatto bene a sottolinearlo. ecco, le strutture devono ospitare i cittadini, e ospitare significa prenderli in carico prima come persone e con tutti i loro problemi e naturalmente le loro patologie. E questo dovremmo ricordarcelo un po' più spesso. Ha fatto bene a sottolinearlo. Allora io mando invece un'altra contribuzione per quanto riguarda insomma queste piccole brevi interviste che ho realizzato. Eccola qua che arriva subito, solo il tempo di farla partire. Claudia, come mai ha preferito la convenzionata rispetto al pubblico? I tempi oppure il servizio? Che cos'è? La tempistica, perché avevo proprio un problema urgente di fare un'ecografia e la prossima pubblica convenzionata andava a maggio e quindi io sono stata costretta a farla privatamente. Per averla Ci sono dei subito. prezzi, logicamente, un divario differente dal pubblico e la convenzionata o alla fin fine è sempre la stessa cifra? Più o meno la stessa cifra, No, è uguale. differenza di poco, una manciata di euro, più o meno. C'è chi lamenta anche a volte il trattamento nel pubblico, è così? Le è capitato? No, no, sinceramente no. Sinceramente no. Eccoci qua, noi torniamo adesso in onda, datemi solo il tempo, stavo interagendo con la nostra redazione, con la nostra regia, e lei ha detto no, quando si parlava dei prezzi, quindi... No, assolutamente no, perché noi siamo servizio pubblico, sì, a gestione privata, ma abbiamo lo stesso nomenclatore tariffario delle strutture pubbliche e lo stesso ticket. Esatto, È quindi assolutamente quello- identico. certo. È proprio assolutamente identico. Allora mi può spiegare, così faccio lo sciocco, Sì. perché uno non riesce e l'altro ci riesce? Perché alla fin fine, anche in questi laboratori, insomma in questi ambulatori, c'è una grande domanda, c'è il pienone. Io personalmente ho visto un sacco di persone e qualcuno me l'ha anche testimoniato, mi ha detto io vengo qui, ok, anche qui c'è un sacco di gente, però riescono, sono più veloci. È forse quel tumore chiamato Stato che dirige quindi alle spalle il pubblico e non funziona senta, mai? è un po' difficile per me entrare in casa da altri. Certo, facciamo in punta E di quindi, piedi. ecco, in punta di piedi assolutamente, però probabilmente pur essendo noi servizio pubblico a gestione privata, la gestione privata è una gestione un po' più snella ed è una gestione che ti consente probabilmente di gestire anche i tempi di attesa e i tempi di lavoro in modo diverso anche, quindi probabilmente questo, ecco, probabilmente questo. Poi naturalmente ci sono i tempi di attesa, però io vorrei dire una cosa Sì. che i cittadini non sanno. Prego. E infatti io devo dire che mi arrabbio sempre perché il nostro cittadino in questa regione non solo comincia a essere maltrattato da un punto di vista di sanità, ma anche da un punto di vista informativo. Allora, ci sono delle delibere regionali che prevedono, e sarebbe bene che i media in un qualche modo potessero pubblicarli o potessero diffondere questa informazione, che prevedono che per delle prestazioni che sono chiamate traccianti, e sono delle prestazioni particolarmente importanti evidentemente per la salute, che se non vengono date in un tempo che è previsto in quella delibera, che è un tempo compatibile con la patologia, Sì. il paziente ha il diritto di chiederlo alla USL. In quel tempo la USL deve rivolgersi anche alla propria attività privata e darla. È Allora, obbligato. cerchiamo di semplificare perché è una cosa molto interessante. ma è molto obbligato, bella. e non lo allora, sanno. Emiliano ha bisogno di un esame. Sì, Ci sono delle regole Sì. prestabilite, Sì. per cui insomma a seconda della patologia c'è un lasso di tempo da non superare come Esattamente, attesa. esattamente. Se viene superato come risposta dal famoso CUP, sì, io mi devo rivolgere
Si deve rivolgere magari all'ufficio relazioni con il pubblico e dire che c'è una normativa regionale Batte un po' i che pugni. impone Esatto. che quella prestazione, non tutte Certo, le prestazioni, no, fare che il quella check-up prestazione completo. deve essere data in quel tempo. La USL si deve arrangiare, cioè Ok, la deve dare in devono- qualsiasi esatto, modo, ma la devono devono trovare. dare. Naturalmente solo con il ticket, cioè non... Certo, certo. Ecco, quando il cittadino chiede questo, in genere la USL potrebbe chiedere ai propri medici, quelli che svolgono libera professione all'interno degli ospedali, di erogare quella prestazione. Lancio la pubblicità e continuiamo ad approfondire. Noi attendiamo le vostre chiamate, le vostre testimonianze, o tutto va bene. 049 80 677 57. A tra poco.